Un'alimentazione corretta, e i pilastri adesso della sana e corretta alimentazione non sono poi tantissimi ad oggi. La scienza è riuscita a dimostrare prevalentemente che un certo tipo di regime alimentare in particolare riesce a difenderci, a difendere la nostra salute. Poi va nello specifico a studiare i singoli alimenti, ma per quanto riguarda i singoli alimenti non ci sono delle prove schiaccianti che ci sia un super cibo o un cibo diavolo in questo caso, no? Che ci faccia male in senso assoluto. Le risposte sono semplici ad oggi, cioè il fatto di un'alimentazione che deve essere varia, il più possibile, bilanciata di macronutrienti ma moderata, e sotto, anziché la classica piramide che è molto articolata, la piramide della dieta mediterranea con i vari alimenti, le porzioni appunto dei vari alimenti e le frequenze giornaliere o settimanali, questo è lo schema più semplice che è stato fatto fino adesso, cioè l'healthy plate, è stato fatto ad Harvard, quindi il fatto di avere un'alimentazione o un piatto, se lo intendiamo come singolo pasto, ben bilanciato in metà ortaggi e frutta e l'altra metà costituita a sua volta un quarto da cereali preferibilmente integrali e proteine salutari, quindi pesce e legumi come vi ho detto prima. Ecco, questo dovrebbe essere una cosa semplice da seguire e da farlo come proprio stile di vita. A proposito di innovazione scientifico-tecnologica in campo agroalimentare, io vorrei citare una persona che viene, ahimè, ingiustamente trascurata, dimenticata, penso che il grosso pubblico non lo abbia mai sentito nominare. E questo signore qua era un agronomo americano, Norman Borlaug, il quale nel 1970 venne insignito del premio Nobel per la pace. Ora voi chiederete giustamente cosa c'entra un agronomo col premio Nobel per la pace. Allora, Norman Borlaug è stato il padre della cosiddetta rivoluzione verde. La rivoluzione verde è un processo, ovviamente non è una cosa che è avvenuta da un giorno all'altro, che ha interessato l'agricoltura a partire dagli inizi degli anni 50 fino agli anni 70 e ha veramente rivoluzionato la produzione agricola, sia quantitativamente, quindi come produzione per ettaro, sia qualitativamente, quindi come qualità dei prodotti ottenuti, contenuto in nutrienti e quant'altro. L'Accademia svedese che assegna i premi Nobel ha ritenuto appunto di insignire del premio Nobel per la pace Norman Borlaug per queste motivazioni, quelle che leggete in giallo. Più di ogni altra persona del nostro tempo ha aiutato a dare il pane ad un altro mondo affamato. Noi abbiamo fatto questa scelta nella speranza che provvedendo al pane si darà pace a questo mondo. Questo già di per sé, secondo me, è un esempio significativo di come l'innovazione scientifica e tecnologica possa produrre enormi benefici per l'umanità. Ciò nonostante, cioè nonostante queste evidenze proprio palesi sotto gli occhi di tutti, da un po' di tempo, no, c'è una forma di pensiero dilagante che porta a rimpiangere il passato. Una persona che penso molti di noi conoscono, Antonio Pascale, che è uno scrittore oltre a essere un agronomo, ha creato l'espressione sapere nostalgico, che rende bene l'idea, cioè noi pensiamo, tanta gente pensa che l'uomo moderno abbia perduto una saggezza antica che invece i nostri antenati avevano. Però è un mito, perché se noi andiamo a vedere i dati storici, i nostri antenati vivevano molto, ma molto peggio di noi, avevano un'aspettativa di vita alla nascita estremamente breve, la qualità della loro vita era terrificante da tutti i punti di vista. Gli psicologi invece, gli psicologi cognitivi che hanno studiato questo fenomeno, hanno coniato un'altra espressione
espressione efficace. Questa espressione è retrospettiva rosea, è una forma proprio di bias cognitivo che porta molte persone a immaginare il passato migliore di quanto non fosse stato. E questo è un altro mito particolarmente diffuso nella nostra società, è proprio il mito del naturale, no? Basta guardare le pubblicità televisive sulla carta stampata. L'aggettivo naturale, no, domina da tutte le parti, nella maggior parte dei casi in maniera totalmente a sproposito. No, c'è appunto la convinzione che tutto ciò che è naturale sia necessariamente buono, ma ci vuole proprio smentire questo mito. Non so, i veleni più potenti che noi conosciamo sono di origine naturale, per esempio le tossine dei funghi, le tossine del veleno dei serpenti. Anche i terremoti sono naturali, le malattie contro cui la medicina combatte sono perfettamente naturali, quindi ci vuole poco a smontarlo. Cos'è la chemofobia? Allora, la chemofobia letteralmente è paura della chimica, no? Perché a fianco a questa esaltazione della natura c'è contemporaneamente una demonizzazione della chimica. Io sono chimico, quindi sono particolarmente sensibile ovviamente a queste tematiche. Purtroppo la chimica viene demonizzata dappertutto, no? Chimica vuol dire veleno, vuol dire inquinamento, vuol dire mancato rispetto per l'ambiente e quant'altro. E da più parti si auspica l'eliminazione totale della chimica. Allora, qualche anno fa due chimici si erano divertiti a scrivere un articolo che mandarono a Nature, che è una delle riviste scientifiche più prestigiose, e il titolo dell'articolo è quello che leggete, in giallo io ho tradotto in italiano l'abstract di questo articolo, cioè in pratica non potete leggere ma ve lo riassumo. Allora, loro si promettevano in questo articolo di fare un elenco di prodotti commerciali, sia prodotti di consumo, cosmetici, prodotti alimentari, bevande e quant'altro, che fossero veramente chemical free, cioè senza chimica. Questo è l'abstract, seguiva l'articolo, vi faccio vedere l'articolo. L'articolo è costituito da 2 pagine completamente bianche. Perché non c'è nulla a questo mondo che non contenga chimica, perché qualsiasi oggetto materiale è costituito da molecole, a loro volta costituite da atomi, quindi eliminare la chimica significherebbe eliminare tutto, a partire da noi stessi, perché anche noi siamo macchine chimiche in quanto organismi biologici. Quindi purtroppo questa chemofobia non ha alcuna base razionale, è una così ondata emotiva. È vero che c'è questo ritorno alla naturalità, al volere le cose naturali, ma spesso sono spinte fortemente dalla pubblicità. Allora, il lavoro che faccio io con tutta l'organizzazione di alto consumo è quello di andare un po' a vedere, a toccare con mano, cioè a vedere concretamente nei negozi e nei supermercati se tutto quello che ci raccontano è vero. Quindi ci siamo chiesti, ma perché fanno lo stesso prodotto con scritto all natural? Sarà più sano? Poi siamo andati a leggere veramente l'etichetta e diceva che era fatto con lo zucchero di canna, col cacao certificato che veniva da non so dove. Poi quando siamo andati a leggere il valore nutrizionale di quel prodotto lì, alla fine era del tutto comparabile diciamo così, col cacao tradizionale e costava quasi il 30% in più. Perché? Perché c'è lo zucchero di canna. Lo zucchero di canna è più sano dello zucchero bianco? No, assolutamente no. È la stessa cosa, contiene un po' più ha un sapore diverso, può piacere perché ha quel sapore un po' caramellato, però di fatto è la stessa identica cosa dello zucchero bianco, anche se su questo si è creato un mito non indifferente. Tutto questo perché? Perché poi alla fine noi spendiamo di più, no? Per comprare cose che ci sembrano più salutari. Voi direte sì, però il biologico non ha pesticidi, mentre invece il convenzionale ce li ha. Sì, è vero, il frutta e verdura convenzionale che abbiamo analizzato conteneva tracce di pesticidi,
ma queste tracce erano da 10 a 100 volte inferiori al limite legale stabilito dalle autorità che si occupano di sicurezza alimentare. Quindi tracce veramente irrisorie per il nostro consumo, per la nostra salute, diciamo così. E anche lì con le dovute differenze, da caso a caso. Abbiamo trovato a volte dei prodotti convenzionali che non contenevano alcuna traccia di pesticidi, così come abbiamo trovato, è capitato, in questo caso nelle fragole, che sono un prodotto molto più sensibile, quindi in cui si usano molti pesticidi, ci è capitato di trovare delle fragole biologiche che ne contenevano. Quindi di nuovo è un po' sconfortante perché non si può dare un'indicazione precisa, però di nuovo abbiamo visto come dipende dal singolo prodotto, se un prodotto è fatto bene o se un prodotto invece è stato fatto in una maniera non corretta. Quindi la nostra inchiesta dimostra che cosa? Che chi acquista, cioè che è importante la comunicazione, cioè è importante che i consumatori sappiano e scelgano con cognizione di causa, cioè che